Consegnata oggi una targa da parte del sindaco di Agrigento, dottor Miccichè, per l'azione svolta da un giovane agrigentino, Carlo Spataro, che la scorsa estate ha salvato un signore, Raimondo Paci, da un probabile annegamento, un atto coraggioso da parte del giovane che prontamente è intervenuto presso la terza spiaggia di San Leone, un vero e proprio miracolo. Qui ho il signor Paci accanto a me. Quest'estate mi è capitato di salvarlo in una situazione bruttissima. Si è trovata di fronte a casa mia al mare, stava per affogare. Allora mi sono svegliato in tempo con le grida del signore, abitando di fronte al mare. Ho preso la mia tavola da surf, mi sono lanciato, buttato in acqua e l'ho recuperato a circa 100 metri dalla battigia. L'ho recuperato portandolo in salvo in spiaggia e il signore si è ripreso, però anche grazie a lui, alle sue grida e alla sua forza di volontà è riuscito a salvarsi. In che zona? È stato alla spiaggia della Terza, di fronte all'ex Oceano Mare, sì. A San Leone, sì. Ok, hai avuto una sorta di istinto, come mai? Ho avuto un istinto perché, essendo che da anni faccio surf, comunque lavoro anche nel settore del mare, salvare per me è un dovere. Quindi ho subito in pigiama, mi sono buttato in acqua, ho attraversato la strada, mi sono buttato, sono andato a riprendere il signore con la mia tavola da surf e si è salvato fortunatamente. Carlo è per me un angelo, diciamo, un eroe, ecco, perché mi ha salvato la vita. Ecco, la sento emozionata, ma mi racconti quei momenti che sicuramente sono indimenticabili per lei, un po' com'è andata, com'è che lei si è trovato in quella circostanza? Lì, nel mare basso, diciamo, proprio arrivava all'addome, e mi sono, diciamo, bagnato tutto il corpo. A un certo momento vedevo che mi allontanava dalla spiaggia, diciamo. Mi sono girato e mi sono visto, diciamo, nelle vicinanze dei massi. E allora mi sono trovato a un certo momento con un piede sopra un masso. Ho cercato di mettere l'altro piede sull'altro masso, ma ho scivolato e sono andato a finire dentro una buca. Da quel momento sono andato a finire sotto acqua, diciamo, tutto completamente, e mi ha portato, diciamo, a mare aperto. E da lì, diciamo, dopo un po' ho avuto la forza di gridare aiuto e dopo un poco è venuto questo angelo. I miracoli a volte esistono. È vero, esistono, sì, grazie. Tanti auguri allora, speriamo che questo 2021 insomma sia migliore. Io del 20. Grazie. Era il minimo che noi potessimo fare, io come sindaco e l'intera giunta mia comunale, e dare un minimo di riconoscimento a questo eroe, a Carlo Spataro, che penso che non è da tutti fare quello che lui ha fatto, penso che l'ha fatto anche distinto, quindi questo sta a dimostrare la sua bontà d'animo, il suo coraggio e il suo altruismo. Io sono lusingato di essere un concittadino di Carlo Spataro e penso che un po' tutti noi dovremmo prendere esempio da questo ragazzo, giovanissimo peraltro.